Presentazione condotta nel pomeriggio di oggi dalla Direzione Regionale Ambiente sulle risultanze delle informazioni raccolte in questi mesi sulle prime ipotesi di progetti pilota per contenere l'effetto erosivo del mare. Tutte le soluzioni da valutare, è stato più volte ribadito, assieme al Comune di Lignano e ai concessionari della spiaggia per le significative modifiche che comporteranno alla configurazione dell'arenile. Presente anche la prima cittadina, Laura Giorgi, che nel suo intervento ha portato la sua esperienza all'interno del G20 Spiagge, dove diversi comuni hanno avviato gli interventi proprio nella direzione della salvaguardia dall'erosione. Prima dell'incontro tecnico in municipio, sindaco e vice, unitamente all'assessore ai lavori pubblici, assieme all'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro e ai tecnici regionali, hanno effettuato un sopralluogo a Porto Casoni, dove i lavori di dragaggio sono finiti. Sì, un intervento importante, un'opera qui a Lignano che di fatto è conclusa, manca solo il taglio del nastro nei prossimi giorni e quindi bene. Possiamo dire che la Regione ha la potenzialità anche delle risorse per agire un po' ovunque. Abbiamo un solo ostacolo che si chiama burocrazia e soprattutto leggi europee e di conseguenza nazionali e locali che magari ci mettono dei lacciuoli troppo lunghi per andare a fare le opere che necessitano in tutti i porti, in tutte le marine della nostra regione.